bella davvero, You Know What to Do, la canzone di Carly Simon all'interno di Alla Catalla di oggi. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Oh, signor Fabio! Oh, buongiorno, Come che sta? emozione! Quanto tempo, quanto tempo! Beh, certo che l'ho riconosciuta benissimo. Bene, sto benissimo, Come mi sente bene, chiaro? Ma se la sento abbastanza bene, quindi Stiamo immagino... chiamando del Sudafrica, No! siamo qua nel Sudafrica. Ancora lì siete a sistemare sta situazione. No, ci siamo detto un ristorante tipico qua, con Orazio, che l'ha fatto degli stati, purtroppo non lo potevo fare. E quindi con Sandro, che purtroppo si rompeva una gamma, Sandro, c'era una gamba rotta e quindi ingessato, capito? Poverino. Orazio dice, che faccio? Apriamo un ristorante, Mentre siamo qui, è molto bravo, capito? certo. Come no? Notte e notte abbiamo detto un ristorante coveri poco, che non era un nostro ristorante, era un ristorante da Napoli. Ci facciamo l'insegna. Domani come si presentava il proprietario, che era uno biondo e alto, un caso tutti biondi. Beh, certo, in Sudafrica, chiaro. Io pensavo che erano tutti bianchi. Certo. Ah, se ti avvicinavo chi se vedessi my friend, questo is my shop. My shop. Quale shop? Tu non passa la testa, cioè, io sei il sole caldo del Sudafrica. Però su Capione non che c'è scritto qua da Orazio e Achino DJ. Cioè, gli avete fatto credere che questo era diventato pazzo all'improvviso. Sono una insegnanticata, capito? Pareva che era data un sacco di tempo. Siete veramente, ma io ci credo, guarda. Comunque abbiamo un sacco di specialità nel posto, sai? Facciamo lo spezzatino di rinoceronte, mamma mia, alla fine del mondo, lo spezzatino di rinoceronte, mi creda, però minimo si deve ordinare almeno 46 pozioni, perché non conviene a farlo. Non conviene farlo, quindi minimo 46 secondi. E poi 46 pozioni. Niente, poi abbiamo le cotolette di vitellina, ben normale. No, la vitellina, non c'è la vitellina. Come? E abbiamo le cotolette di coso, come si chiama qua? Orazio, come si chiama coccodrillo? Coccodrillo, come si chiama? Coccodrillo, bravo, abbiamo mi fa impressione questa cosa. Coccodrillo, non c'è un battagano. Ma scusi, ma con o senza pelle? No, sì, allora, dunque, c'è il concorso. Sì, esatto. Si mangia 6 cotolette e ci regaliamo un cinturino di pelle. Che schifo. Sempre coccodrillo, giusto? Questo coccodrillo che si mangia io ci regaliamo una cintura. Ma mi spieghi? Perché per me perché ci siamo accorti, però io sono un sacco di scappi di coccodrilli in Europa, vuol dire a Catania, nei negozi. Vuol dire che scappa manco uno. Chissà come mai. Ma senta, ma mi tolga un coccodrillo con 44 e mezzo, che fa? Beh, effettivamente ne deve approfittare. Senta, una curiosità però, ma il coccodrillo, la cotoletta di coccodrillo sa più di carne o più di pesce? Perché è una cosa che insomma mi lascia un po' così perplesso. Sape da pollo. Ecco. Chissà che sape da pollo. Ecco, vabbè. Poi invece la nostra specialità, è un'invenzione di Orazio, è collo di giraffa ripieno. Mamma, che ci vuole? Spatto o funno, per fornarlo vuol dire ci vuole una giornata. O funno, chiariamo il concetto, al forno, no? Al forno, il collo o funno. No, il collo di giraffa o funno ripieno al forno. Ci vogliono 84 kg di patate intorno, certo. Una teglia da qualche 3 mesi immenso, il forno che era camorria. Insomma, in Sudafrica ne arrangiamo, no? Ma guardi, noi stiamo parlando con Castiglia proprio di questo oggi, di robe da record, quindi insomma una teglia per il collo. Orazio, vuoi fare un record dopo un pettore che un lungo uomo ho fatto collo di una giraffa. Esatto, credo che sia un record. Perché usate quando uova ci vanno in un quante, così lo segno. Una giraffa, un collo ripieno di giraffa, ci vuole quando vuoi, quando mi rende nemmeno. Quante? 38 uova. 38 uova, complimenti. 38 uova chiude, si rende conto, no? Certo. Niente, quindi se volete venire a trovarci, ci venite a trovare da Alfio Iachino DJ qui in Sudafrica. Bene. Per mangiare da noi ci sono le specialità del posto. Ecco. Ogni rinoceronte sano che vi calate vi regaliamo una scimmia viva. Bellissimo, per farne cosa? Ci vediamo uno che ne buoniamo 94 scimmie. Ma al momento dove sono queste scimmie? Dove le tenete? Nella macchina. Che sono 126. 126. Manco a dirlo. No, ma la cosa che mi fa impazzire comunque è che trovare il vostro ristorante non sarà difficile, perché prima ce n'era uno famosissimo al suo posto. Ce n'era un altro che non vi diciamo come si chiama, una impostazione. No, però vabbè, c'è il proprietario lì davanti che dice sogno o son desto. No, non l'ho caputo, che ingredino preciso. Scusa un attimo, calamante, my friend, sì, ingredino. Dai rire, ma non sai faccio. Dicevo cretino, ma il vostro cretino ci pare una parola buona. Il danno è la beffa, ma rendi conto. Comunque a tutti i tifosi dell'Italia vi aspettiamo nel nostro ristorante qui in Sudafrica. Esatto. E cercateci in qualunque città siete, voi sentite un ciao dopo pettoni. Chiaro.
e ci raggiungete. Vi aspettiamo con Orazio, mi raccomando. A proposito, facciamo anche servizio catering. Sì, ma lei si sta facendo uno spot, scusi, gratis all'interno della nostra trasmissione. Dire che ma noi che stiamo dire? facendo questa cosa. Lei si sta facendo uno spot, mi ascolti. Facciamo anche servizio catering, arancinetti, cipolline, cartocciate piccole, queste cose qua, e brioche. Sì, però insomma la pubblicità si paga, cioè non è per male. Facciamo però, tutto, va bene. Le crespelle qua invece della giova ci mettevi il barracuda, quindi c'è crespelle col barracuda. Che schifo, quindi insomma. Va bene, e ricotta di montone. Mamma mia, io non so se questa pubblicità le porterà più affari oppure terrà lontani tanti clienti, tanti potenziali clienti, guardi. Non lo sappiamo, intanto noi siamo qua, lei lo sa, la vita per noi ogni giorno è un'avventura. È un'avventura, è vero, è vero. Sudafrica domani chi lo sa. Grazie dai Chilo DJ, la saluto, a risentirla, in bocca al lupo, Orazio, che la